pezzo. Dove c'è l'asfalto rigato così, sempre un brutto segno. Timbro, che posti. Ti fa scoprire delle strade diverse. Faccio colazione e poi partiamo per il giro a un pezzo. Sono ad Ampezzo, faccio base all'Albergo Grimani, residenza d'epoca. Parto colazionato per fare il giro a Ampezzo. Vado a recuperarmi il cavo del telefono. Percorso Ampezzo, previsto 37 km 646 metri di dislivello e si parte. Oggi non solo Antonello ma anche Daniel. Ciao! Bene, siamo partiti. Oggi oltre all'accompagnamento è la compagnia di Antonello che traccia questi percorsi. Con noi c'è anche Daniel, che è l'istruttore, guida di mountain bike, istruttore di bici, certificato dalla regione. Poi ci sarebbe da spiegare meglio questo ruolo di accreditati, un po' come funziona per i maestri dei sci, ma non mi sembra questo il momento e la sede. Questo è Matteo del futuro, mentre salgo in Val di Preone, nell'ultimo percorso del Carnia Cycling Tour. Vi racconto come funziona il Carnia Cycling Tour. Si va sul sito, ci si iscrive e si ritira in diversi punti, oppure contattando Antonello dell'organizzazione, la tesserina, quella che avete visto in diverse foto pubblicate anche su Instagram, per timbrare ai checkpoint. Timbrati i checkpoint di tutte e 4 le tappe, si può passare in dei luoghi specifici per ritirare il pacco dei finisher, che comprende un sacco di prodotti tipici della zona, molto buoni peraltro, perché ho assaggiato qualcosa. C'è anche un codice sconto per chi non volesse spendere i 30 euro dell'iscrizione, che considerati gadget, carnet di sconti, fra i quali il 20% da Sportler, fanno il 20% 2 volte all'anno, quindi secondo me già quello vale la pena. C'è un codice sconto che vi lascio scritto in descrizione dei video, oppure scrivetemi, vi dà un piccolo sconto per l'iscrizione. Fatemi sapere se farete il Carnia Cycling Tour, se conoscete i percorsi, le zone, o se avete qualche consiglio per prossimi giri. Ciao! Eccoci. Eccoci qua.
Ma quel pezzo lì è sterrato e anche sì, un po' incasinato? Non estremamente. Ok, C'hai un po', diciamo, di ghiaino, ma ok. E diciamo che con la gravel sì, ma non con la bici da strada no. Ok, sì. che bella. Fai un bel giro, quarantina di chilometri come oggi senza macchine. Ieri ne abbiamo visto poco. Che bello. Questa è una di quelle chiese costruite sulle torri di segnalazione romane che si guardano appunto fra di loro per poter comunicare con fuoco, fumo. Questa chiesa, in origine, quando era un avamposto, comunicava con quell'avamposto lì e che a sua volta poi comunicava in linea retta con un altro avamposto a Formi, questo qua. Che figata. Qua purtroppo è così. No, ma ce si fa, eh? Ma tu che arrivi dalla città cosa vuoi? Fun fact, o meglio, cultura generale, se vogliamo dirla in modo più corretto, il Tagliamento è l'unico fiume che non ha mai subito modifiche del suo corso, dalle sorgenti alla foce. Chi vi dice sta roba? Non stavo guardando la salita, ma sì, la segna. Faccio un pezzo che probabilmente qualcuno farà. Qua Quanti cos'hai? 32? 36, 36? 36, 34. Qua dove c'è l'asfalto rigato così, sempre un brutto segno. Devi buttare dentro 52 dietro. A few moments later. Bisognava prenderla più forte. Più qua. Sinistra. Sì, dai, cioè, si può fare. Se lo faccio io, lo può fare chiunque, secondo me. Osteria al privilegio. Io sto cercando di percorrere la traccia proprio ufficiale, cioè quella che trovate sul sito, che vi scrivo anche in descrizione, e in descrizione ci sarà anche il link al mio giro su Strava. Ci sono dei pezzi
sterrati come avete visto nel giro di ieri di Tolmezzo, e come questo che sono, diciamo, gravel un po' sassoso, che però io faccio tranquillamente in bici da strada. C'è da dire che tutti questi segmenti qua hanno l'alternativa su asfalto, perché comunque sono segmenti corti, l'alternativa si vede chiaramente. Ciao, buongiorno. Ciao. Qua c'è questa salitina che ci fa girare intorno a questo monticello. In tutto dovrebbero essere 5 km, ma tipo tutta così al 3-4%. Allora, qua su, chilometro 19-20, lì ci sono Antonello e Daniel. In uscita dal settore sterrato dovrebbe esserci, eccolo qua, Timbro. Allora, Ampezzo, tac. Antonello mi provoca perché sa che mi piacerebbe avere una casetta qua, un appoggio, sia per l'estate che per l'inverno, prima o poi. Che posti! Beh, hai visto che vista che hanno ste case? Madonna! Per comprare la casa. Fresis o Fresis? Questa era bella, a pelo con la bici da strada. Allora, come è ovvio che sia, in Carnia per definizione non può esserci troppa pianura e la salita ha qualche strappetto qua e là, tipo così, 7-8% ci sta. Sono tutti brevi nel giro, ma il senso secondo me di fare questi giri qua, almeno il senso che gli do io, è, al di là che sono con Daniel e Antonello, ma avere la traccia ti fa scoprire delle strade diverse. Per la strada che punta verso Ampezzo, in questo caso abbiamo girato a destra, questa strada qua io personalmente non l'avrei mai fatta, quindi secondo me il senso è questo. Sì, ci sono ste rampette al 9, 10%, però cioè, secondo me si può fare.
fra l'altro essendo un percorso tendenzialmente cicloturistico, anche uno in mountain bike o con la bici elettrica veramente qua va via tranquillo. Se le faccio io poi mentre parlo, La baita qua di sotto. questa baita, bar ristorante La Baita, 50 metri. Abbiamo fatto tipo, è un mix fra giro immobiliare e giro per tornare in tutti i ristoranti, le baite. E adesso per chiudere il giro a me mancano 4 km e mezzo di salita per arrivare ad Ampezzo. Tornantoni, direzione Ampezzo e Passo della Mauria. Un ottimo modo per chiudere il percorso Ampezzo del Carnia Cycling Tour. Prima di tornare all'albergo Grimani però bisogna fare l'ultimo timbro. Buongiorno. Ampezzo, Ampezzo. Eccoci qua, Ampezzo, albergo Grimani. Che bello che è così. Sono usciti 40 km tondi, 859 metri di dislivello. Adesso vi carico il giro su Strava e troverete il link nella descrizione del video. In descrizione vi metto anche l'URL del sito del Carnia Cycling Tour, da cui potete scaricarvi le tracce, guardare i punti di interesse del giro e così via. E fatemi sapere con un commento, un like se vi è piaciuto il video. Adesso doccia, vado a mangiare qualcosa, poi mi trasferisco a Ovaro, pomeriggio faccio il giro
del percorso appunto Ovaro del Carnia Cycling Tour, quindi poi sarò a 3 su 4 e domani, domenica, farò l'ultimo preone. Ci vediamo al prossimo video oppure più tardi se vi mostro qualcos'altro, questo ancora non lo so, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao!